La direzione provinciale del coordinamento nazionale per gli alberi e il paesaggio, Rosario Livatino, oggi in occasione della giornata nazionale degli alberi ha organizzato un evento presso il Parco Livatino in Contrada Casena ad Agrigento. Per l'occasione sono stati messi a dimora alcune piante di bogolaro e di quercia spinosa. Hanno partecipato diverse classi degli istituti scolastici di Agrigento e di Favara, ma l'invito è stato anche rivolto a tante persone che hanno voluto il Costruendo Parco in onore del giudice beato e delle vittime della mafia. Per l'occasione è stato anche distribuito un opuscolo che sintetizzava alcune informazioni sul perché della giornata dell'albero, sulla vita del giovane magistrato ucciso in quel luogo, sul Costruendo Parco, e una documentazione fotografica sullo stato dei luoghi ante e post lavori di bonifica ambientale effettuati proprio dalla delegazione provinciale del Conalpa. Presenti le guardie forestali, la Polizia di Stato, altre forze dell'ordine. Oggi è la giornata nazionale degli alberi, è una iniziativa davvero particolare perché viene realizzata al Parco Livatino, il Costruendo Parco Livatino, e abbiamo noi del Conalpa voluto realizzare questa iniziativa con il coinvolgimento delle scuole che sono presenti, ma non solo. Faremo un'attività didattica oltre che far conoscere il parco che stiamo realizzando. Il parco è nato quasi come una scommessa, adesso siamo arrivati a buon punto, cresce ogni giorno di più e sta diventando davvero qualcosa di molto particolare in un luogo che non andava certamente dimenticato. Per noi oggi è un giorno molto importante. Rosario Livatino, il beato Rosario Livatino e la sua figura sono sempre stati un modello e un esempio per il liceo Martin Luther King di Favara. Non a caso c'è anche un murales che racconta la sua storia proprio nel muraglione esterno della nostra scuola. Per noi oggi è il coronamento di un insieme di studi, è un momento di educazione civica e di cittadinanza attiva forte, perché noi facciamo vedere come una persona che ha dato la vita per garantire una vita migliore nella nostra società possa essere esempio anche dopo la morte attraverso un interessante percorso di educazione ambientale, quindi da una vita ad un'altra. Questa mattina effettueremo la creazione di bombe di semi per proteggere il seme in questo periodo e evitare che uccelli e ratti che si trovano nei campi vadano a prendere il seme che abbiamo piantato. Li inglobiamo all'interno di sfere di argilla e terriccio con le varie essenze di piante autoctone della Sicilia, della nostra zona. Questa mattina verranno lanciati dai ragazzi in una zona per un rimboschimento. Oltre alle sfere di argilla e semi, pianteremo degli alberelli di bagaloro, di mirto nella zona sottostante al Parco Livatino.